Vediamo in pista Aliseo Griff e Zacon Joe per fare una prova sui 1600 metri. Abbiamo visto Michele Castiglia con Aliseo Griff un po' di problemi, il cavallo ricordiamo un po' non semplicissimo, ora ha preso il trotto e quindi partono ora. Aliseo Griff e Zacon Joe che si mantiene nella scia del compagno di allenamento. Vediamo questo lavoro pubblico del vincitore del Lotteria. Lavoro in prospettiva, sono partiti con Aliseo Griff e Zacon Joe che si mantiene nella sua scia, primi 200 metri passati in 15,6, siamo sulla retta di là, con sempre l'allievo di Michele Castiglia che conduce, preferisce tenerlo sotto, Roberto Vecchione, il figlio di Ruti Griff, che arriva ai 400 in 30 e mezzo. Siamo sulla seconda curva, conduce sempre Aliseo Griff, fa il ritmo, l'allievo di Michele Castiglia, Zacon Joe si mantiene nella sua scia, vediamo il parziale dei 600 metri in 46 appena abbondanti, siamo al passaggio davanti alle tribune, ora aumenta un po' il ritmo, arriviamo al giro passato in 1 minuto tondo tondo, però meno di 14 la frazione, quindi si è aumentato decisamente il ritmo. Siamo sulla curva, la penultima curva, con il chilometro che va via in 1,15 tondo, 14,9 la frazione. Ora Roberto Vecchione sposta ad esterno con Zacon Joe. Vengono parziali molto importanti ora, si vedono anche a vista d'occhio, è un 14,5 di là, 1,29,9. Ultima curva, si distende veramente molto, frazione molto redditizia da parte di Zacon Joe che percorre l'ultima curva in 13,6, retta d'arrivo con Zacon Joe che si distende ancora. Buona prova di notevole fattura, soprattutto gli ultimi 600 metri e il lavoro di Zacon Joe si ferma a 1,56,2, ma con ancora un 13,5 la retta d'arrivo, quindi così a occhio sono 28, direi 43 scarsi gli ultimi 600 metri, 1,56,2 sul mio chilometro la media per Zacon Joe che passa a pieni voti questo test, probabilmente pre-Gran Premio delle Nazioni. Abbiamo visto molto bello tonico il figlio di Ruti Griff, l'allievo di Holger Ehlert, che dimostra di aver assorbito bene il Lotteria